Lui è Alessandro, ha 37 anni, viene da Santa Ninfa e questa sera è venuto a Strano Amore Siciliano per fare due tipi di annuncio. Il primo annuncio è per cercare l'anima gemella, il secondo naturalmente per cercare lavoro. Ciao Alessandro. Ciao. Allora Alessandro, tu hai 37 anni, giusto? 36, ne devo fare 37. 36, ne devi fare 37. Sì. E sei di Santa Ninfa? Sì. E sei qui questa sera per cercare la tua donna ideale, giusto? La ragazza giusta praticamente. Sì. A che genere di donna noi ci dobbiamo rivolgere? Cioè parliamo dell'età di questa ragazza. Cioè tu hai 36 anni. Da che età dobbiamo partire a cercarla? Dai 25 va bene? Sì. Per andare a un massimo di 40 va bene? Sì. 40, quindi dai 25 ai 40 anni. Hai preferenze per quanto riguarda aspetto fisico? No. Cioè non importa se è bionda, se è bruna, se è magra, grassoccia? No. Per te che cos'è importante? L'importante è che sia bella, ma giusta e deista, tutte queste cose. Cioè la cosa che è importante per te che cos'è in una persona? In una persona che sta in mezzo alla gente, portare il rispetto, saper rispettare la gente. Esatto. Perché se poi ma si comporta male non è che porta il rispetto. Certo. Va bene Alessandro, parlaci un po' di te. Tu che tipo sei? Io sono un tipo che a me mi piace lavorare, quello che c'è da fare, un tipo vivace, queste cose. Che lavoro fai? Io lavoro qui in campagna, quello che trovo faccio. Sei motorizzato, la macchina ce l'hai, quindi ti puoi spostare? Sì, sì, sì. Quali sono i tuoi hobby? Come passi il tempo? Come passa il tempo? Cercando lavoro, quello che c'è da fare si fa. Esatto. La cosa che ti piace fare di più, qual è? Non lo so, non ci penso. Cioè, hai qualcosa in particolare che ti piace fare? Non so, quando magari sei libero, hai tempo a disposizione? No, no, no. Fai qualche sport in particolare? No, no, Ascolti musica? no. Neanche. Ti piace andare a ballare? Prima sì, ma ora no. No. E praticamente in questo periodo che tu magari ti trovi in solitudine, che cosa ti piace fare? Cioè, come passi il tempo? Come passa? Quello che c'è da fare con gli amici, quello che si trova, queste cose che organizzano gli amici si fa. Esatto. Va bene Alessandro, ascolta, tu credi all'amore? Così così. Come mai? Hai avuto qualche brutta esperienza? Sì, sì. Sì. Che è successo? No, è successo, ero fidanzato per 4 mesi e poi è fumato ma tutto, problemi, tutte queste cose. Non siete andati d'accordo e vi siete lasciati? Quanto tempo è che sei lasciato? 4 mesi. 4 mesi. Sei rimasto ferito? No, non sono tanto rimasto ferito. Però hai fiducia. Hai fiducia ancora nell'amore. Qualcosa. E speri di trovare la tua anima gemella. Sempre qualcosa, non è che sembra. Va bene, Alessandro, amiche telespettatrici, dai 25 ai 40 anni, Alessandro ha 36 anni, viene da Santa Ninfa e sta cercando la sua donna ideale. Per tutte quelle di voi che lo volessero contattare non possono fare altro, come al solito, di chiamare al numero di cellulare che state vedendo in sovraimpressione. Alessandro è qui e sta cercando la sua donna ideale. Allora Alessandro, in questo momento ci sono quelle donne che ti stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti oppure no. Vuoi lanciare un messaggio particolare guardando la telecamera? Vai. Ma che? Hai messo... Hai capito la domanda? No, non... Allora, te la ripeto, avvicinati un po', avvicinati, tranquillo. Allora, in questo momento ci sono quelle telespettatrici, quelle donne dai 25 ai 40 anni che ti stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti oppure no. Mi ascolti? Sì, sì, sì. Vuoi lanciare un messaggio particolare guardando verso la telecamera come se tu stessi parlando direttamente con loro? Vai. Che cosa ci devo dire? Ciao. Ciao. Cioè, che ti chiamano, va. Giusto? Giù. Che aspetti le loro telefonate? Sì. Giù, so, aspetta qualche chiamata, quello perfetto, e va. Perfetto, questo è tutto per la rubrica dei Cuori Solitari. Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Alessandro. ciao ciao. Lui è Alessandro, ha sempre 36 anni, viene da Santa Ninfa ed è in cerca di lavoro. Ciao Alessandro. Allora Alessandro, tu hai 36 anni, Sì. sei di Santa Ninfa? Sì. Allora ti potresti mettere più dritto così possiamo fare l'intervista meglio. Esatto. Allora tu vieni da Santa Ninfa e sei in cerca di lavoro. Sì. A che genere di lavoro sei interessato? Qualsiasi tipo di qualsiasi lavoro.
qualsiasi tipo di lavoro. Di lavoro. Tu praticamente a che cosa che sei pratico? Cosa hai fatto? Che tipo di lavoro hai fatto in passato? Io ho lavorato come con i formaggi, ho lavorato in campagna, quello che c'è da fare si fa, purtroppo questi sono quelli tempi, i tempi sono questi e basta. Esatto. Cioè questo lavoro tu lo vorresti trovare qui a Sant'Anifo o va bene anche Trapani, Marsala, No, Mazzara del Vallo? No. Cioè lo vuoi solo a Sant'Anifo? anche qui vicino, ma ne intorno a Santa Ninfa, come partanda, come dicevo. Ma che genere di lavoro vorresti trovare? Quello che, qualsiasi tipo di lavoro. Ti adatti a tutto praticamente? Non so, o come banconista, sai fare il banconista? Sì, pure, Lo sai fare? qui a mare l'ho fatto. Dove l'hai fatto? A mare, lì lo campo. Ah, quindi lo sai fare. Però ti adatti a fare il muratore, non so. Qualsiasi cosa, quello che c'è da fare si fa. Perfetto, allora per tutte quelle persone che ti vorrebbero dare una mano per trovare lavoro, come possono fare? Ti chiamano al tuo cellulare? Sì, Allora possiamo dare il tuo cellulare, state vedendo il cellulare di Alessandro, 36 anni di Santa Ninfa, per tutti quelli di voi che lo volessero aiutare a trovare lavoro, Alessandro è qui e si vuole sistemare praticamente trovando un lavoro serio. L'abbiamo detto. Allora Alessandro, sì, quanto tempo è che non lavori? un mese, circa un mese. Circa un mese. Va bene. Questo è tutto per la rubrica Cerco Lavoro. Alberto vi saluta e naturalmente vi saluta Alessandro. Ciao ciao.